Abbiamo ricevuto ieri questa segnalazione di dengue, è il primo caso, 3 settimane fa circa abbiamo avuto un primo caso di chikungunya. Si tratta di malattie trasmesse dalla puntura di zanzara acquisite all'estero in corso di viaggi. Anche in questo caso infatti la malattia è da importazione dopo un soggiorno in area tropicale. Protagonista suo malgrado un minore residente in centro storico nella zona Corpus Domini. Al ritorno da una vacanza all'estero si era recato al pronto soccorso pediatrico del San Bortolo a causa del persistere di una sintomatologia febbrile. Scoperta la causa è stato quindi disposto l'isolamento fiduciario nella sua abitazione. Si tratta di una malattia che nella maggior parte dei casi presenta sintomi molto lievi o addirittura asintomatica. I sintomi anche di questo caso, che sta bene, sono di tipo simile influenzale, quindi la febbre, il malessere generale, la nausea, mal di testa. In casi eccezionali può anche avere dei sintomi più gravi fino alle forme complicate ed emorragiche. Ecco perché l'Usotto Berica raccomanda la massima attenzione al ritorno da viaggi in zone tropicali di sintomatologie anche modeste che, se trascurate, possono indurre peggioramenti e soprattutto contagi pericolosi per soggetti fragili che potrebbero essere infettati da punture di zanzara, il vero nemico da combattere. Per questo il Comune ha disposto una disinfestazione mirata nel quartiere di residenza del minore. Da stasera partiranno le 3 giornate di lotta adulticida che verrà effettuata da ditta specializzata incaricata dall'ULSS e lotta larvicida. Qui è massima l'importanza della collaborazione, oltre che del Comune con il quale siamo in stretto contatto per le aree pubbliche, ma di ogni singolo cittadino per la gestione e per l'accesso da parte della ditta di disinfestazione nelle aree private.